Stiamo inquadrando, che tipo di quadri stiamo inquadrando? Ecco, questo qui fa parte di un discorso che è iniziato quanti anni fa? Nel 2015. Ecco, nel 2015 cosa trovavo? Trovavo le figure che mi piacevano, cioè Le silhouette. I nostri amici. I nostri amici, particolare. comunque sì, e poi le riempivamo di situazioni, di memorie, di contenuti. Di emozioni, di quello che ci potevano ispirare proprio loro o anche quello che noi avevamo intravisto su di loro. Per esempio lì c'è, vedi, abbiamo fatto una rosa in un deserto, non a caso, perché lei è così, capito? Questa persona vi ha ispirato la rosa del deserto, sì, nella sua silhouette avete dipinto quella. Sì. Oppure questo, lui è un fotografo Sì, e questo è il ritratto proprio di lui. Su che materiale usate? Sì, è un feltro. Un feltro. Dipingiamo in acrilico. Con l'acrilico sul feltro. Questa invece è una cabina telefonica che ormai sono d'epoca, esatto, vintage. Per cui abbiamo doverosamente fatto un bel ritratto anche alla cabina telefonica. Invece questo è praticamente un controluce che noi abbiamo fatto alla Boschettona, che tu conosci benissimo. È un bel posto. Ecco, da una foto che abbiamo scattato là, poi l'abbiamo trasformato ed è diventato un quadro che sarebbe da aprire. Sì, esatto, adesso è proprio come una moquette arrotolata. Voi mi avete detto che dipingete a due mani, non della stessa persona, ma di una mano sua e una mano tua. Certo. Giusto? Diciamo che più che altro lui è un pittore molto più di me. Io sono una che fa le foto, che elabora le immagini, che lavora molto al computer e comunque anch'io ci metto mano, però è più Silvio. Poi lui ha un mondo surreale. Questi sono surreali. Sì, questo è il mio posto di giochi, ho vissuto in montagna parecchi anni e mi piace la roccia da impazzire. Per cui questi tre sono una tua ispirazione di gioventù. Di infanzia. Sì, ma sai quel luogo che tu hai dove stai bene? Sì, ecco, dove ti senti a tuo agio, cascate, acqua e roccia. Cascate, acqua e roccia, roba mia, sì. Questi invece sono, come posso dire? Queste sono sempre cascate, in ogni caso. È una composizione unica. Sì, è una composizione unica. Allora, noi abbiamo molte sfumature come esseri umani. Per cui abbiamo i momenti diciamo di sogno, abbiamo i momenti dove affrontiamo il sociale, abbiamo tanti momenti, tante sfumature nel nostro essere umani, no? E per cui infatti la mostra si chiama Mix perché abbiamo voluto portare un po' molte sfumature di noi e di quello che ci circonda e di quello che viviamo, insomma. E questa è l'ultima creazione che avete fatto? Questa è proprio l'ultima. L'abbiamo portata qui che era ancora fresca, dimmi tutto. A dire la verità, il volto era stato fatto anni fa. Sì, ma l'abbiamo completata recentemente. Perché non ti piaceva la fronte, era troppo alta. Allora ci abbiamo messo il cappello. Sì, no, ci abbiamo messo il cappello. Gli occhietti, quelli che ti vedono sempre, che ti seguono. Sì, sono due occhi pazzeschi. Perché gli occhi ci piacciono molto. Gli occhi sono l'espressione dell'anima, per cui dappertutto, se tu guardi anche in vetrina. Ho visto. E poi è che l'abbiamo c'è un no affermativo in vetrina che è quello, non so se hai visto, che è una bomba con questo omino che la sostiene e che perché in qualche maniera ci ha un po' impressionato la guerra di Putin e compagnia. Vi ha lasciato il segno, insomma, per cui avete dovuto esprimere. Abbiamo dovuto per forza di cose. In vetrina poi vedo, a parte che qua vedo una farfalla. Ah sì, beh guarda. Altro momento. Questo è un momento, a un certo punto ci è venuto in mente di fare farfalle, facevo farfalle ovunque, come gli occhi, e mettevo farfalle dappertutto, addirittura ho fatto delle composizioni di farfalle e queste su, qui ho fatto anche l'uomo e la donna, ma dovresti vederle. Pure c'è, vedi anche tipo...
sempre faccine come Sì, quelle che ci sono sì. anche in vetrina, che dopo andrò a guardare da fuori Ecco, per sì. quello che si potrà vedere. Ecco. Non mi avete detto i vostri nomi, posso inquadrarvi? Certo, Renata Gagliazzo. Da lontano, per favore. Da lontanissimo, guarda, più zoom indietro di così non posso Da andare. vicinissimo. Appunto perché siete due opposti. Siamo proprio Esatto. due opposti, però è interessante questa cosa. Renata Gagliazzo e Silvio De Campo. Che venite da Padova, Da Padova, avete sì. già fatto mostre. Sì. un po'. Da quanti anni dipingete? Da molto? Beh, Da sempre? da sempre. Da sempre. Io posso e dirlo abbiamo da anche sempre. molto collaborato con dagli anni 80, dall'inizio degli anni 80, Sì, abbiamo ma- lavorato con poeti, fotografi, abbiamo fatto Teatro, delle opere musica. mix proprio insieme. Lavoravamo per la ricerca dell'Unione delle Arti, l'ha inventato lei. Beh, insomma, Lei ha fatto anche delle manifestazioni artistiche al Prato della Valle, non so se lo conosci, ecco, Padova. Amore, non Anche la- è esagerato. No, che esagerato? Ma no, non sono esagerato, assolutamente. Ah, poi Perché io vi lei è riprenderei modesta. fino a stasera perché è bellissimo vedervi. Grazie. Lei è modesta, non so come mai. No, ma insomma, dai. Comunque lei, questa Unione per la ricerca delle arti è una cosa, anche i critici, anche a Roma, anche ad Amsterdam. No, ma questo Lussemburgo, tanti anni fa, ma si adesso è parla di- abbastanza comune. Adesso è Con la normale, lo fanno- collaborazione. Diciamo che una volta era innovativa questa cosa. Vado a Roma ha fatto la stessa identica cosa, dopo. Dopo. Per cui a Cesare quel che è di Cesare. Fino a quando resterà aperta la mostra? Fino al 31. Fino al- Però non tutti i giorni, ci sono delle date. Adesso riprendo la locandina così si Solo vede. il pomeriggio. Perfetto, allora invitiamo tutti i chioggiotti e chi abita fuori Chioggia e chi ci vedrà in questo video di venirvi a trovare perché è una mostra un po' particolare e molto intimistica. Grazie, sei grazie molto mille. gentile. Allora, questo è il QR code di un video su YouTube che raccoglie tutti questi ritratti che noi abbiamo fatto 180. con un testo, tra l'altro nostro, e la musica originale di Marco Manca, che ha fatto veramente un bel lavoro, e per cui riteniamo che è un video che raccoglie appunto questi, cioè non è un video attivo, è un video, però Da guardare. è significativo.